10 febbraio, giornata della memoria, e sono qua con il dottor Lorenzo Maggi, delegato per la provincia di Rovigo de ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, dal 2011. Cos'è questa associazione? Dunque si tratta della prima associazione apolitica ed apartitica nata nel 1947 a carattere nazionale, cioè italiana, per assistere gli italiani che erano fuggiti dalle proprie terre di Istria e Dalmazia, e fin dall'inizio non si è occupata soltanto di assistenza, ma ha rappresentato gli interessi degli esuli nelle sedi istituzionali e governative. In questa maniera ha portato avanti la sua battaglia di difesa di queste persone che avevano così sofferto, giungendo fino ai giorni nostri. Quindi sono passati. Parliamo un po' di numeri. Fuori onda parlavamo di più o meno 300.000 persone coinvolte in questo esodo, questa diaspora, è una cosa tremenda che se ne è molto parlato poco. Vuol farci un po' il punto storico? Partendo magari dall'8 settembre. Diciamo che rispetto al periodo 41-43, dove c'erano violenze, però eravamo nell'ambito della guerra, cioè erano due scontri fra partigiani e esercito regolare italiano e tedesco. L'8 settembre invece quello che colpisce è che i partigiani jugoslavi vanno a colpire civili inermi. Questa è la prima grossa differenza che si scatena l'8 settembre. Questo periodo lo chiamano anche di jacquerie, di rivolta e di violenza, viene interrotto dai tedeschi che riconquistano il territorio e salvano in quel periodo le popolazioni italiane. Tutto questo però finisce nell'aprile 45, quando i tedeschi sono definitivamente sconfitti e le armate jugoslave hanno campo libero, e lì si scatena invece una violenza almeno iniziale fortissima, e che porta queste popolazioni a scappare da... Quindi comincia l'esodo dopo il 45 o tra il 43 e il 45? Allora, nel corso del tempo la popolazione che maggiormente ha maggiormente esodato è sicuramente quella dalmata, che è partita già nel corso dell'Ottocento, primi esodi. Un esodo massiccio alla fine della prima guerra mondiale, si parla di circa 20.000 persone che dalla Dalmazia interna, popolazione italiana, andò a Zara, perché Zara era l'unico posto che era rimasto italiano, e da Zara poi qualcuno si fermò, gli altri si dispersero per il resto d'Italia. Poi abbiamo invece il grande esodo che partì nel 43 grosso modo, perché quando l'Italia fu sconfitta cominciò sicuramente un grande esodo, una cosa lì, e poi soprattutto dopo invece la sconfitta definitiva il 45, ed in particolare quando per la Dalmazia sicuramente il 45, ecco, perché dopo il 45 la Dalmazia invece gli istriani, una parte dell'Istria sperava di poter continuare, mentre la Dalmazia si dava ormai per scontato che non sarebbe più tornata, Zara non sarebbe più rimasta italiana. Invece per Pola ed altri territori più vicini all'Italia si sperava, c'era il famoso trattato con la zona A, la zona B, si sperava di poter restare italiani. Quello di Pola è l'unico esodo organizzato. Questo non vuol dire che in realtà scappavano da tutti i posti, solo che non ci sono testimonianze, non c'è niente, scappavano via terra. Ovviamente se c'erano i paesi perché lì Pola era comoda, avevano il traghetto gratuito che li trasportava da una parte all'altra. Tutto il resto del territorio invece non avevano niente di questa cosa, quindi si dovevano organizzare come potevano.